Oggi ci troviamo in una località e in un edificio strepitoso di grande valore storico-architettonico e nello stesso luogo troviamo una manifestazione del nostro saper fare che è legato al gelato. Il gelato è uno dei prodotti che negli ultimi anni, il prodotto artigianale, è cresciuto notevolmente, ma così sono cresciuti anche tutti i prodotti artigianali dell'alimentare. È una filiera che nel tempo si è evoluta, perché oltre alla qualità, alla tradizione, ai valori, c'è stata anche molta innovazione. E quindi questo ha creato quel valore aggiunto nelle nostre tavole che è ben piaciuto a livello mondiale. Ecco perché l'esportazione dei nostri prodotti artigianali è in crescita. Purtroppo i dazi creeranno dei problemi, ma io sono convinto che quando una persona a tavola vuol mangiare bene, deve mangiare Italia e deve mangiare prodotti veneti dei nostri artigiani. Nella manifestazione di oggi di Caseus, che trova prodotti di grande qualità e di grande valore, certo non poteva mancare anche il nostro prodotto del gelato, ma questo perché sta all'interno della filiera del latte e quindi tutti i prodotti legati al valore della materia prima, al valore della lavorazione e della qualità. Per noi di Padova è un onore appunto ospitare una manifestazione importante come Caseus, e anche in un contesto stupendo come Villa Contarini, dove comunque per costruire una villa come questa hanno partecipato anche molti artigiani dell'epoca. Caseus per noi è un motivo e un modo per far vedere ai nostri artigiani la capacità dei nostri artigiani sia di come lavorano, quindi con le mani, dei prodotti che usano, quindi prodotti del territorio, però con questa mescolanza, con tutto ciò che è innovazione del prodotto e del processo. Perché? Perché hanno l'esigenza di comunque stare al passo del mercato, quindi anche le esigenze del gusto dei loro clienti sono sempre maggiori. Pensiamo un semplice fatto anche di creare dei gelati, come dimostrano appunto nel loro stand, che hanno praticamente queste mescolanze con il grana padano, con il piave oppure anche con l'asiago. Quindi anche l'innovazione del prodotto e quindi anche lo studio di nuovi processi per realizzare questi prodotti sono molto importanti anche per i nostri artigiani. Il legame artigianato, tradizione e territorio è molto stretto e questo fa sì che si permetta negli anni e nei decenni di avere sempre una produzione in generale nell'agroalimentare di prodotti di altissima qualità e prodotti che ci sono riconosciuti in tutto il mondo. Questo è decisamente di richiamo poi per venire a vedere queste manifestazioni. L'artigiano lavora ancora con metodi tradizionali, utilizzando anche le tecnologie moderne, però il prodotto finale è sicuramente un prodotto artigianale che mantiene qualità e la mantiene dando una storia, anche dà un valore aggiunto, perché dietro c'è veramente storia, cultura, tradizioni e gli artigiani riescono a trasmetterla attraverso questi prodotti. I consorzi hanno distribuito a ogni gelatiere 20 kg di prodotto, quindi sono stati inviati centinaia di chili di prodotto, è stato provato, sono state fatte diverse prove, sono stati creati sia dei gusti dolci declinati al gelato come dessert, quindi delle cheesecake, la casatella, il taleggio, ma sono state create anche dei gusti gastronomici, che è un trend che va molto in questo periodo, soprattutto nel mondo della ristorazione e del catering, quindi anche un piatto salato, un gelato salato d'accompagnamento a un primo e un secondo. Un grande risultato, sono state stimate più di 150.000 presenze. E il nostro stand sabato e soprattutto domenica pomeriggio è stato sempre pieno, tutto questo anche per l'ILT e per la rete di Confartigianato. Cosa emerge dalla ricerca? Fatemi fare un passo indietro. Era necessario fare una ricerca del genere, quindi su trend e megatrend, proprio per capire cosa sta arrivando,
nei negozi, nelle imprese, nelle botteghe degli artigiani veneti, quindi lungo tutta la filiera. E cosa ne è emerso? Ne è emerso in sostanza da un lato una consapevolezza che alcuni trend e megatrend sono forti e sono già ben in vista, insomma, sono già entrati nelle imprese e nei negozi, come ad esempio la richiesta di cibo sostenibile, l'attenzione alla filiera locale per esempio. Altri trend invece non sono ancora così chiari, magari sono ancora all'orizzonte, ma insomma stanno per arrivare e già alcuni appunto artigiani li hanno intercettati, come per esempio il cibo funzionale, come tutto quello che riguarda il rapporto tra cibo, non solo cibo e gusto, ma anche cibo e benessere in particolare, dove il cibo diventa anche una sorta di farmaco per migliorare le proprie prestazioni, per migliorare il proprio corpo, le proprie capacità intellettivi. Ecco, quindi forse la cosa più forte e che sta per arrivare, ma non è ancora così chiara, è proprio questo cibo che non è solo gusto, che non è solo qualità, ma è anche qualcosa di più, lasciatemi un po' una provocazione, è anche quasi un farmaco. Mi sento di chiudere che in realtà la cosa più importante, che è confermatissima dalla ricerca, è che il consumatore, il mercato vuole cibo locale, filiera corta, e insomma un evento come questo lo sta dimostrando, ogni anno ha sempre più successo e quindi probabilmente questo è il fattore più importante per le mani artigiane in sostanza. Ecco, puntare su quello che noi abbiamo definito essere il local love, che non riguarda solo il Veneto e l'Italia, ma soprattutto i turisti che dall'estero vengono in Veneto proprio ad assaporare i nostri prodotti.